In quel periodo avevamo poche mascherine, pochissimi tamponi e noi abbiamo chiuso la geriatria perché abbiamo avuto il paziente zero, che era una signora appunto anziana conosciuta da noi, che veniva spesso per fare ovviamente ricoveri di controllo e che dalla mattina alla sera ha avuto una broncopolmonite con febbre e poi è deceduta, e da là abbiamo capito che purtroppo anche da noi questa bestia, questo Covid-19 era entrato. 4 giorni dopo la prima vittima a Vo, l'incubo piomba sull'ospedale di Treviso con il primo decesso per Covid ed un maxi focolaio nel reparto di geriatria. Sono passati 3 anni, sembra un'era fa, eppure quei giorni segnarono l'inizio di un prima e un dopo nella vita di tutti. Ripercorre quei momenti il direttore generale dell'ULSS 2, la devastante prima ondata e poi la seconda, ancor più pesante. Quello è stato il periodo più duro perché non si poteva comunicare tanto con gli utenti, dovevamo usare i tablet perché questi utenti potessero comunicare alle famiglie, e poi ovviamente le persone che non siamo riusciti a recuperare e che sono decedute, perché purtroppo è stata un'esperienza terribile. Io devo ringraziare in primis gli operatori sanitari, che in quel tempo erano eroi da parte di tutti e che oggi ovviamente sono persone che si sono portati il fardello di 3 anni di peso e continuano a lavorare e hanno fatto la scelta del servizio pubblico, quindi li devo ringraziare. E dopo devo ringraziare anche i cittadini, perché in quel periodo ci sono stati molto vicini anche coloro che ovviamente non avevano avuto il Covid. 3 anni sono passati, vaccini e cure hanno fatto sì che oggi la fase più dura della pandemia sia alle spalle, consentendo un ritorno a quella cosiddetta normalità alla quale tanto a lungo abbiamo rinunciato. Cosa mi sento di dire oggi? Intanto credo che questa esperienza negativa sia passata, ma non dobbiamo mai allentare la presa, perché abbiamo visto che ormai le forme virali possono ricapitare, ritornare anche con dei cicli, però sicuramente questa esperienza ci ha insegnato a essere più solidari. Mi auguro che questo principio continui, il principio di solidarietà, di stare insieme, qualche volta anche di sopportare se magari ci sono delle liste d'attesa lunghe, perché sono dovute a un periodo difficile.